Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti. Ovviamente mi sembrava doveroso che l'autore stesse al centro e il disegnatore Antonio Lucchi, che ha realizzato queste meravigliose tavole, è qui con noi. Vincenzo Cossu, autore di questo libro, A Night at the Theatre, i Queen alla corte di Sua Maestà il cinema. Leggerei il saluto che il presidente del Conservatorio Ivano Lai ha inviato a Vincenzo. Illustrissimo professore, sono molto grato per l'invito da lei così garbatamente rivoltomi a indirizzare un saluto a nome del Conservatorio di Sassari in occasione della presentazione del suo ultimo lavoro, A Night at the Theatre, i Queen alla corte di Sua Maestà il cinema, edito da Arcana. Sono altrettanto rammaricato di non poter essere fisicamente tra i privilegiati uditori che ascolteranno illustri personalità, cui rivolgo volentieri un particolare e grato saluto da lei invitate a commentare l'opera. È quasi impossibile, dopo la lettura di un'opera monografica che il suo titolo parrebbe circoscrivere al mero rapporto tra musica e cinema, limitarsi al saluto cortesemente richiesto e trattenere qualche accenno alle impressioni e alle suggestioni, senz'altro atecniche per un lettore consapevole della propria limitata conoscenza quale sono, veicolate attraverso la narrazione della storia di uno dei gruppi musicali più amati del nostro tempo. Il messaggio è chiaro: giungere alla forte connessione che l'autore esemplifica sì nel rapporto tra la band di Mercury e il mondo del cinema, ma estende in un abbraccio stretto e grande alle tensioni personali e globali, luoghi simbolici nei quali l'arte, che ne è espressione perfetta, esalta la personalità umana, la quale vive ed evolve, come la prima, intimamente affrancata da tabuismi ormai obsolescenti. L'edizione di un libro rappresenta sempre un evento lieto e colmo di buoni auspici e al professor Cossu dobbiamo essere più volte grati, avantutto per averci introdotto, avendoli raccolti pressoché interamente, ai tanti episodi della vicenda umana e musicale, che è dir lo stesso dei Queen e tra essi della figura più amata, Freddie Mercury, per lo stile narrativo, avvincente, originale, ricco di espedienti retorici sapientemente incasellati in una narrazione che accompagna il lettore lungo un sentiero di parole, tracciato per mondi lontani, per averci generosamente offerto un testo non da leggere, ma da ascoltare, come la musica che l'autore ama, promuove e sostiene, quale espressione di un'arte che accresce il proprio valore in un contesto di diversità arricchenti, al pari del cinema, nato nel silenzio della parola ma non della melodia. Auguro all'autore, professor Vincenzo Cossu, tanta fortuna, così come agli illustri relatori e al gentile uditorio, poiché hanno tutti il privilegio di crescere nella cultura. Viva la musica, vivano tutte le arti. Ivano Iai. E allora, iniziamo da una citazione. Credo che le canzoni dei Queen siano evasione allo stato puro, un po' come andare a vedere un bel film. Dopo ciò gli spettatori possono andarsene, commentare che è stato grandioso e ritornare ognuno ai propri problemi. Così inizia, con questa citazione dei leader dei Queen, la monografia di Vincenzo Cossu, che viene presentata oggi non a caso, a distanza di 30 anni dalla sua scomparsa. Era il 24 novembre del 1991. La cosa più importante è vivere una vita favolosa, non importa quanto lunga, basta che sia favolosa, diceva Freddie Mercury. A Zanzibar inizia la sua storia, a Londra si consacra il mito. Questo testo però non si propone di raccontare una storia che tutti noi conosciamo i Queen, Freddie Mercury, ma si addentra in una inedita scoperta, diciamo, un inedito racconto, appunto i Queen e il cinema. Questo libro è sicuramente frutto del lockdown, perché io mi ricordo di Vincenzo che si alzava la mattina, sono stata un po' testimone dell'evoluzione di questo libro. Vincenzo si svegliava la mattina, e mi commuovo anche insomma nel pensarci, si sedeva sul divano e passava
le mattine fino alle notti a scrivere, 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 scrivere. Ovviamente è stato un periodo molto difficile perché lui è anche un musicista, non è solo uno scrittore, per cui non poter utilizzare il suo strumento, che non è uno strumento da solista, perché il suo strumento è il coro, e ovviamente immaginate come sia difficile in pandemia esercitare questa arte, quindi far cantare un coro, impossibile. E quindi però diciamo che a volte da queste esperienze difficili può nascere anche qualcosa di grande, anche perché la creatività non conosce limiti, non conosce sicuramente i limiti per Vincenzo e per tutti gli artisti che sanno bene come funziona. Qui abbiamo anche Antonio Lucchi che sicuramente nel periodo del lockdown avrà prodotto, posso immaginare. E allora Vincenzo, partiamo dal titolo di quest'opera, di questa monografia. Che cosa significa questo titolo? Perché A Night at the Theatre? Beh, fondamentalmente, come è facile intuire per tutti gli appassionati dei Queen, si tratta di una parodia, diciamo una sorta di traduzione del titolo di uno degli album più famosi. Diciamo che non sto inventando quasi niente. Noi sappiamo che nel 1975 i Queen hanno fatto il botto, hanno realizzato praticamente uno degli album più importanti della storia del rock, ovvero A Night at the Opera. E allora molti non sanno, però l'abbiamo visto in questo libro, abbiamo avuto occasione di affrontare nel capitolo dedicato a Groucho Marx, ho avuto occasione di affrontare un po' la storia di come si è arrivati a questo titolo. E infatti non è un titolo originale, perché è lo stesso identico titolo di un film dei fratelli Marx degli anni 30. E loro, cos'era successo? Racconto un pochettino l'aneddoto velocemente. Stavano realizzando appunto l'album, quello che era il loro quarto album e doveva essere il loro album più costoso e più ambizioso, e si erano ritirati quasi in una sorta di, come possiamo definirlo, ritiro spirituale, in una località in cui stavano preparando, registrando, e ovviamente vivendo fianco a fianco per settimane e lavorando, sapendo anche che si stavano giocando il tutto per tutto, era inevitabile che saltassero fuori per esempio delle tensioni, che saltassero fuori delle, come possiamo dire, dei momenti di frizione, dei momenti di stanchezza e quant'altro. E allora un membro dello staff, un membro diciamo dello staff tecnico, per far un po' rilassare e smorzare le tensioni, propose ai Queen una sera dopo cena di andare da lui a vedere un film con il suo nuovo videoregistratore. Stiamo parlando del 75, il videoregistratore all'epoca, quello per le videocassette per intenderci, era un'assoluta novità. E qual era il film a cui aveva pensato questo tecnico? Un film comico degli anni 30, A Night at the Opera. A un certo punto Freddie e Roger Taylor, il batterista, si guardano. Great title, grande titolo. E da lì pensano che questo titolo, e Freddie Mercury soprattutto intuisce che questo titolo aveva tutto. Intanto l'idea della grandezza, l'idea del momento, dell'evento, A Night at the Opera. E poi pensate, siccome in questo album c'è molto spesso la volontà di autosabotarsi giocosamente, di smontarsi, perché la tendenza era inevitabile per i Queen alla grandezza, i cori mastodontici, le armonizzazioni, la strumentazione raffinata, la chitarra di Brian May che imitava qualunque strumento possibile e immaginabile. E allora tutta questa grandezza, per evitare che diventasse seriosa, pacchiana e a un certo punto magari anche noiosa, viene smorzata attraverso l'uso dell'ironia. L'ironia già dal titolo. Loro prendono un titolo che in apparenza, per chi non conosce la storia, sembra semplicemente grandioso, ma nel sottobosco, si intuisce questa ironia perché è il titolo di un film comico degli anni 30 dei fratelli Marx. Quindi veramente una scelta geniale. Non hanno inventato niente, ma il punto è questo: a volte la genialità non sta tanto nel creare, ma a volte anche, come avrebbe detto Picasso, nel saper rubare. E hanno rubato dal punto giusto, hanno rubato dal film giusto da questo punto di vista.
Quindi come nasce questo lavoro e come nasce poi la collaborazione con Antonio, che è stata insomma lunga, anche faticosa a volte, perché ci sono stati anche dei momenti abbastanza complicati, no, in questo lavoro. Quindi anche tu, Antonio, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione. Sì, ok. Intanto approfitto di nuovo per ringraziare Vincenzo per avermi chiesto di illustrare quest'opera interessantissima. Niente, è nata in una giornata come tante altre in cui invece il cellulare ha squillato ed è arrivata una bella notizia, diciamo. Io Vincenzo lo conosco da tantissimi anni, anzi la prima band in cui ho suonato era proprio con Vincenzo, cioè la prima batteria dal vivo l'ho suonata con lui, il primo concertino l'ho fatto con lui, quindi ci conosciamo da tantissimo tempo. 25 anni, figurati. O forse 26. Per cui diciamo che la musica ci ha sempre accompagnato, poi le strade della vita ti portano da altre parti, però ogni tanto ci si ribecca e questa è un'occasione bellissima per rincontrarsi attraverso la musica e attraverso i Queen. Niente, quello che mi propose era innanzitutto di illustrare la copertina, di dare una facciata e una visibilità a scaffale del suo libro e poi di illustrare i 4 capitoli, sono 4 dei capitoli che ci sono nel libro. È stato un lavoro appunto complesso in quanto ho avuto il supporto importantissimo di Vincenzo in quanto molte delle idee sono arrivate direttamente da lui, come la copertina. Io i Queen li ho sempre ascoltati, ma li ho conosciuti in età avanzata, quindi non ho tutto il bagaglio di Vincenzo sulle spalle. E appunto ci sono state diverse vicissitudini perché è un terreno anche pericoloso nel quale avventurarsi, in quanto potresti incappare in diritti che non puoi toccare e via dicendo. E secondo me la soluzione che si è trovata alla fine, l'idea che si è avuta alla fine, ha anzi valorizzato ancora di più la copertina. Mi permetto di intervenire perché confermo, credetemi, è stato veramente un inferno. Mail mandate alla Lucasfilm senza alcuna risposta, chiamate continue all'amministratore delegato d'Italia, è stata una cosa da incubo. Alla fine, dopo un mese, si degnano di rispondere per dirmi: no, guardi, non siamo noi che dovete contattare, la mail è questa. Dopo un mese. Spieghiamo perché. Perché inizialmente l'idea era un'altra, no? La copertina era un'altra, possiamo dirlo? Sì, assolutamente, non è un problema, non è un mistero. L'immagine che vedete su cui sta Cavalcioni Freddie Mercury, nella versione originale era nient'altro che il signore dei Sith di Guerre Stellari, Darth Vader. E attenzione, anche in questo caso, esattamente come il titolo Night of the Opera, non stiamo inventando niente, perché ci sono molte foto anche sul web che ritraggono Freddie Mercury a cavalcioni di Darth Vader. Voi direte: com'è possibile? È possibile perché nel 1980, quando i Queen stavano facendo il tour promozionale per l'album The Game e dovevano prepararsi al lancio anche della loro prima colonna sonora, che era Flash Gordon, l'original soundtrack di Flash Gordon, allora Freddie Mercury, notate la maglietta, era abbigliato veramente così, con la maglietta bianca con la scritta Flash, perché stava già, prima ancora che uscisse il film, promuovendo i Flash Gordon. Ma questa idea praticamente capitava a volte già da fine anni 70 che lui tornasse in scena a cavalcioni di Superman. A un certo punto, siccome è una citazione dalla canzone Bicycle Race, anche Darth Vader è una citazione di quella canzone, perché in Bicycle Race del 1978 lui dice una frase: "And I don't like Star Wars", e non mi piace Star Wars. Ma era veramente così? No, perché per quanto ne sappiamo tutti i Queen amavano da impazzire la fantascienza, erano un po' come noi, dei nerd, no Anto? Erano dei nerd fondamentalmente, giusto? E allora ho pensato, cosa c'è di più cinematografico e musicale allo stesso tempo che mettere un'illustrazione dove si vede una riproduzione, sia pure stilizzata, di quella foto del 1980, dove lui tornava in scena. Cosa succedeva? A fine dei concerti Freddie Mercury andava dietro le quinte e poi tornava in scena non sulle sue gambe, ma a cavalcioni di un figurante, di solito una guardia del corpo, grossa, bella grossa, vestita da Darth Vader. È solo che c'è un retroscena poco simpatico, perché a un certo punto George Lucas se ne accorse, insomma, e minacciò i Queen di intentare causa.
Ecco, siccome per evitare che lo facesse anche con noi, perché insomma George e compagnia, poi adesso che è è proprietà della Disney non ne parliamo, per evitare problemi da questo punto di vista, allora Antonio ha avuto l'idea di realizzare una specie di uomo nero stilizzato che vagamente ricorda quella figura, esatto, ma ha un altro la sagoma intento. è la stessa. Guardate proprio le immagini, queste pellicole di celluloide che escono, è fondamentalmente la rappresentazione della sala buia cinematografica. E tutto il fascino elettrizzante, misterioso e per certi versi anche intrigante e pericoloso del cinema, perché a volte il cinema ti può anche cambiare la vita, certo. E a volte si può avere anche paura di questi cambiamenti. Ed ecco qua questa idea geniale che Antonio ha avuto quando abbiamo dovuto rimaneggiare, dato che non riuscivamo non ad avere l'autorizzazione, ad avere un input anche della serie, scusate, una licenza, diciamo. della serie, non ci è arrivato neanche un andate al diavolo, per intenderci. Quindi, visto che non rispondevano, allora abbiamo pensato, anzi Antonio ha pensato a una soluzione, un piano B, che si è rivelato anche migliore del piano A. Sì, secondo me la enfatizza, anzi è più meno didascalica e più emotivamente impattante, diciamo. E la cosa che mi è divertito molto quando facevo poi la sera che ho fatto la ricerca per vedere che elementi utilizzare per evitare appunto l'ostacolo Darth Vader è che la maschera di Darth Vader l'ho ricostruita con un oggetto, una sorta di cinepresa. Cioè quella lì è proprio una cinepresa che messa lì e sembra perfettamente gli occhi e il respiratore di Darth Vader. Ecco cosa viene fuori da due menti. Allora, ovviamente in questo percorso è stata determinante anche l'agenzia BM e quindi Marcella Brianda ha avuto un ruolo determinante in un periodo molto difficile nel percorso di rappresentanza dello scrittore e grazie alla serietà di questa agenzia che lei rappresenta, la BM, ha ottenuto la pubblicazione di una casa editrice importante, l'Arcana, e quindi io invito Marcella ad avvicinarsi perché vorrei sapere appunto quali passi sono stati seguiti per ottenere poi questo... Vedere quello che ho visto fino ad ora mi ha stimolato delle riflessioni ulteriori rispetto a quello che volevo dire, poi naturalmente risponderò anche alla tua domanda. Allora, è piena questa sala è grande, quindi io prima di tutto voglio dire questo, che sono molto molto contenta, emozionata e commossa del fatto di vedere che attorno a Vincenzo Cossu c'è tutto questo riscontro. Vincenzo non è una persona qualunque, è un portatore di cultura, portatore sano di cultura e soprattutto non soltanto per magari le generazioni come le nostre, noi ormai siamo andati, i giovani, qua ci sono i giovani e questa è una cosa eccezionale. Quindi io ringrazio tutti quelli che sono venuti stasera a manifestare il loro affetto. La considerazione in più che mi è venuta da fare vedendo questa situazione è che adesso ho capito, io stasera ho capito perché tu nel percorso con l'agenzia ti sei distinto particolarmente per essere l'anti-scrittore, intendiamoci non nel senso della letteratura che è ottima, ma come comportamento. Io non ho mai visto all'interno della mia agenzia letteraria dove rappresentiamo diversi autori una persona così disciplinata, composta, paziente, ben educata, positiva, ottimista. Normalmente, devo dirlo, io adoro tutti gli scrittori che rappresento, però sono un po' impegnativi, diciamo così, da gestire, perché sono fondamentalmente delle persone di grande talento ma anche grandi insicurezze e quindi hanno bisogno di continue rassicurazioni e questo si traduce in un messaggio ogni 10 minuti e capite bene che insomma ma quando anche si è arrivati ad una pubblicazione, ma sarà veramente bello questo libro, e insomma noi con la collega Manuela
siamo un po' stanche di questo, però vabbè, comunque si fa per amore della letteratura, ma Vincenzo niente di tutto questo. Oggi ho capito perché ho visto come Vincenzo tratta i suoi ragazzi del coro. Primo, quanti sono questi ragazzi? Dipende dalle giornate. Ma allora, nelle giornate buone... Ma in realtà ne ho lasciato a casa almeno un 35-40. Addirittura. Beh, allora, sì, perché abbiamo fatto le audizioni tutto... della corale studentesca da poco e sono arrivati più di 30 nuovi ragazzi, e poi ce ne sono diversi nuovi anche nel coro di adulti. Alcuni purtroppo oggi ancora non presenti. No, allora, è una roba eccezionale questa. Io prima ero, essendo seduta lì, quando avete iniziato a cantare, hanno iniziato a cantare dietro, ho sentito questa roba che mi stava... Un'emozione così non l'avevo mai provata, veramente complimenti. Siete meravigliosi, tu sei veramente un tiranno, ho capito che ecco perché sei così, ma ben venga. Finalmente dei complimenti che io apprezzo. Ecco, gli altri non mi convincono molto, ma questo mi piace. Join the dark side. Allora, abbracciate il lato scuro. Eccezionale. Quindi adesso, grazie di avermi fatto capire perché Vincenzo, io non svegliavo il can che dormiva, perché dicevo alla mia collega Manuela, ma questo non si lamenta mai, non mi cerca mai, gli altri cercano continuamente ma non mi dice mai niente, io ero in ritardo io. Vabbè, basta, abbiamo capito che sei eccezionale e ti ringrazio perché davvero. Allora, detto questo, rispondo... No, bisogna dirlo. Ti ho spiegato perché si alzava la mattina, stava su quel divano tutto il giorno a scrivere. Lui si è estraniato completamente dal resto del mondo. Sì. Era lui e la sua creazione. Allora, la sua creazione ha fatto un percorso, come mi hai chiesto tu, c'è stato tutto un percorso. Ti ringrazio per le parole bellissime che hai detto sull'agenzia. Prendo e porto a casa, perché non è un lavoro facile e farlo con una certa serietà, un certo rigore non è facile. Allora, hai detto una verità nella tua domanda, hai detto in un periodo difficile. Allora, un periodo peggiore per pubblicare un libro non poteva esserci, questa è un'altra particolarità di Vincenzo. Perché allora c'è un po' un'idea generale che circola che la pandemia abbia aiutato l'arte, abbia aiutato soprattutto la letteratura, perché la gente era chiusa in casa e quindi la gente comprava i libri e leggeva di più. Ecco, allora, se questo da una parte è vero, però ci sono due problemi. Allora, uno è che la gente non solo ha letto di più, la gente ha anche scritto molto di più. Ci sono, adesso questa è un po' un'esagerazione, ma forse ci sono più scrittori che lettori in Italia, quindi tutti si sono svegliati, lui compreso, ma per fortuna nel nostro caso, come scrittori, e quindi le agenzie letterarie e gli editori sono stati sommersi più del solito rispetto a solito di manoscritti, e quindi c'è stato un intasamento generale della parte relativa alla valutazione dei manoscritti. Ma poi soprattutto c'è un retroscena rispetto alla macchina dell'editoria che chi non è addetto ai lavori non può immaginare, ossia che tutta la produzione del 2020 è saltata completamente in aria, perché gli autori che dovevano uscire nel 2020 non avrebbero potuto fare le presentazioni come in questa serata, non avrebbero potuto partecipare a tutti gli eventi, il Salone del Libro, tutte le varie fiere nazionali e internazionali, festival e quant'altro, e questo ha determinato la necessità per tutti gli editori, dal più piccolo al più grande, nessuno escluso, di bloccare letteralmente le pubblicazioni, o meglio l'accoglienza di nuovo materiale per nuove pubblicazioni. Quindi tutti gli autori sono slittati dal 2020 al 2021, alcuni sono anche saltati in aria, non ci sono state alcune pubblicazioni che ci dovevano essere, quindi il periodo era assolutamente drammatico. Perciò voi potete ben immaginare quando mi chiama Vincenzo Cossu e mi dice per il trentennale della scomparsa di Mercury io devo pubblicare un libro su Mercury. Io dico vabbè, ce la possiamo fare, non si sa, ma diciamo che abbiamo unito anche il fatto di essere
credenti, abbiamo creduto anche in questo, abbiamo avuto fede ed è stato giusto avere fede, perché, per farla breve rispetto alla domanda di questo percorso, dopo aver avuto l'onore di occuparmi dell'editing del libro, durante il quale mi sono divertita tantissimo, c'è stata la fase della proposta agli editori. Un agente letterario fondamentalmente fa questo, cioè propone il proprio autore a un editore o a più editori. Quindi io mi pare di averti precisato, guarda, sarà difficile perché il periodo è terribile, gli editori hanno sbarrato le porte alle nuove valutazioni, quindi magari pubblicarlo sì, ma pubblicarlo proprio nell'anno per noi sarebbe stato già un grandissimo risultato riuscire a pubblicarlo nel 2021 per via della ricorrenza. Mai avremmo potuto immaginare di essere qua il giorno del trentennale. Quindi l'ho avvisato di questo, guarda, proveremo, riproveremo, avremo tanti no, ci diranno tanti no, quindi adesso facciamo una lista, come si fa normalmente per proporre un autore agli editori, facciamo una lista di editori, ma sì, mi piacerebbe questo, facciamo quest'altro, guarda, questo pubblica musica. Poi un giorno Vincenzo, che continua ad essere un'eccezione nell'ambito della mia agenzia, mi fa, io devo essere sincera, sono molto onesta, mi fa il nome di questa casa editrice Arcana che avevo il torto di non conoscere. È stato grave non conoscere questa casa editrice, perché questa è una casa editrice veramente storica, è nata negli anni 70 da una libreria che faceva opere di controcultura e poi ha iniziato con la musica dagli anni 80 e vanta dei titoli pazzeschi e quindi insomma ero in errore, diciamo, a non conoscerla, ma giustamente Vincenzo, musicista e insomma uomo di cultura anche musicale, me l'ha suggerita. Io ho detto meravigliosa, l'ho guardata, ho visto che si trattava di una casa editrice eccezionale e ho pensato non ci prenderanno mai, non lo faranno, non te l'ho detto scusa, però io in quel momento il mio ruolo era far finta che sì, vedrai, guarda, andrà tutto bene. Ho pensato non sa da fa, però io ho il dovere di proporti a questi editori come a tutti gli altri che avevamo pensato. Va bene, faccio le mie telefonate come è normale fare in questo rapporto, chiamo gli editori, parlo con gli editori, una settimana dopo avevamo la proposta. Quindi una settimana dopo hanno letto quello che gli abbiamo mandato e hanno detto noi vogliamo assolutamente Vincenzo Cossu nella nostra squadra, e quindi adesso Vincenzo è tra gli autori che sono di fama internazionale dentro ad una casa editrice veramente importante e quindi insomma Vincenzo è tutta un'eccezione. Non ho dovuto fare nessuna fatica, gli altri editori proprio non ce li siamo filati manco per sbaglio. L'unica altra cosa che c'è stata per continuare a parlare del nostro percorso insieme è quando, allora lì finalmente ho detto servo a qualcosa, quando ci hanno proposto un contratto che non era esattamente perfetto dal punto di vista dei tuoi vantaggi, allora io ho fatto conoscere la parte antipatica di me, ma d'altronde quello è il mio, qualcuno lo deve fare questo lavoro. Abbiamo negoziato un po' le clausole che non ci piacevano tanto e niente, da lì poi siamo riusciti ad ottenere qualcosa di più vantaggioso per Vincenzo e basta, insomma questo è il suo percorso, tutto un idillio. No, lei non vuole dirlo, ma volevano pagarmi con i buoni dell'Eurospin. Ci hanno provato. Grazie Marcella Brianda dell'AVM, grazie mille. Allora, leggiamo un altro passo di questo libro, però vorrei che lo leggessi tu con la tua voce. Leggi questo. Io l'ho scritto in grande perché ho qualche problema alla vista, per cui mi permettete, chiedo se per caso è arrivato il maestro Meloni, il direttore.
Ah, Ecco. perfetto. La prego allora, maestro Meloni, se volesse Sì, avvicinarsi. ovviamente. Il padrone di casa, ovviamente, lo Assolutamente. invitiamo a intervenire per un saluto. Giustamente. Buonasera maestro, prego si accomodi. Sì, sarò breve. Buonasera Sì, a tutti. Intanto è un piacere essere qui con Vincenzo perché Vincenzo è stato un nostro studente del conservatorio, quando all'epoca ero anche direttore, appunto si è diplomato in canto lirico nel nostro conservatorio e quindi ho un bellissimo ricordo del periodo in cui ha studiato con noi ed è stato anche protagonista, insomma, di tante attività che il Conservatorio ha realizzato, compresa anche una tournée che abbiamo svolto in Argentina di 10 concerti, alla quale ha partecipato anche lui. Quindi, insomma, per me è una gioia essere qui con lui stasera e gli faccio i complimenti per questo lavoro che ha potuto realizzare, dedicato appunto a Freddie Mercury, del quale anch'io sono un ammiratore, anche a me, benché sia di formazione classica, è un gruppo che ho sempre amato da giovane e tuttora ascolto volentieri queste musiche di questo gruppo. E niente, quindi non mi dilungo oltre, lascio insomma la parola a Vincenzo che adesso ci leggerà un altro passo del suo libro. Quindi grazie per essere qui stasera nel nostro conservatorio, per noi è un piacere accogliervi. Purtroppo abbiamo ancora delle restrizioni legate alla pandemia che non ci consentono di realizzare insomma delle performance con grandi masse strumentali e anche corali in questo caso. Comunque voi siete bravissimi tutti e siete insomma sotto una buona guida col maestro, con Vincenzo, per cui vi auguro tanta gioia nel far musica, tanti successi e un buon proseguimento delle vostre attività. Spero di potervi sentire prestissimo in un prossimo concerto, vi sentirò ovviamente anche stasera per quello che ci consentirà Assolutamente. la situazione. Grazie. Grazie a lei maestro Meloni e ne approfitto per dire una cosa a lei e anche a tutto il pubblico. È importante trovare persone che possano credere in te. Ecco, il maestro Meloni, me lo ricordo ancora, se lo ricorda anche mia madre, quando io ebbi l'occasione proprio su questo palco di fare la laurea, diciamo il diploma accademico di secondo livello, fui il primo in Sardegna, forse addirittura in Italia, a ottenere il diploma accademico di primo livello del conservatorio perché era ancora in fase sperimentale. Io mi ricordo, mi confermerai mamma, disse una cosa molto importante perché il maestro Meloni sa quanto è stato a volte difficile il mio percorso all'interno del conservatorio, madre natura non mi ha regalato niente, mi sono sempre dovuto zappare ogni singola nota, ogni singolo suono e ho dovuto faticare davvero tanto anche rispetto a tanti altri miei compagni, però lui disse una cosa molto importante, dopo 14 anni me lo ricordo ancora, che il tempo è il miglior giudice, il tempo è galantuomo e io spero di non aver sprecato questi 14 anni, anzi credo che la fiducia che le persone come lei, maestro, mi hanno dato, io ho cercato di ricambiarla attraverso un grande impegno e spero di essere riuscito a fare qualcosa di buono. Quindi io di questo la ringrazio perché avere dei docenti che credono in te è importantissimo e lo dico anche per i miei alunni e per i miei studenti e coristi. Confermo. Grazie maestro. Grazie. Allora, leggiamo un passo. Sì. Il futuro leader dei Queen vide tantissimi film durante gli anni del collegio e forse il cinema lo aiutò anche ad assimilare il concetto di celebrità, nonché ad intuire il profondo legame esistente fra l'industria cinematografica e quella musicale. Gli anni 50 e 60 del resto furono anche l'epoca d'oro dei film musicali di artisti come Elvis Presley, i Beatles. Questo spiegherebbe tra l'altro
l'entusiasmo da lui manifestato ogni volta che ai Queen, a partire dagli anni '80, venne offerta la possibilità di collaborare alla realizzazione di una colonna sonora. Quindi la propensione di Freddie Mercury per il cinema inizia molto presto, quindi sin da giovanissimo. Qual è questa colonna sonora di cui si parla, di cui parli nel tuo libro? La prima colonna sonora, senza ombra di dubbio, è stata Flash Gordon. Una storia molto interessante che inizia con una frase. La frase è questa: ma chi sono queste regine? Questo era Dino De Laurentiis, produttore italiano, che di rock, di musica rock e pop non ci capiva una cippa. E gli proposero per la colonna sonora, siccome volevano fare un cult pop, fondamentalmente un film di fantascienza un po' più pop, erano gli anni dell'esplosione di Guerre Stellari. Guerre Stellari è uscito nel 1977, il primo Guerre Stellari, quello originale di George Lucas. E a un certo punto questa esplosione dei film di fantascienza che stavano sfondando letteralmente al botteghino convince Dino De Laurentiis a riprendere un vecchio progetto, quello di realizzare un colossal di fantascienza. E allora gli propongono, intanto una piccola premessa: chi ha visto Guerre Stellari sa perfettamente che tutto si può dire della colonna sonora a meno che sia pop, perché stiamo parlando di una colonna sonora orchestrale sinfonica di John Williams, no? Si trattava di un'opera veramente fenomenale, che ha riportato, tra l'altro, faccio notare, proprio nel cinema di fantascienza, la grande musica sinfonica, ok? E invece l'idea di Dino De Laurentiis era un po' diversa. Lui voleva un colossal un po' più pop. E allora iniziano a pensare a quale band poter chiamare. Pensano anche a delle band che in realtà erano già state coinvolte negli anni precedenti, per esempio gli Who, o ad esempio i Pink Floyd, che tra l'altro avevano già realizzato delle colonne sonore. Però attenzione, in realtà quando i Queen e i loro sostenitori dicono che i Queen avevano realizzato la prima colonna sonora, la prima vera colonna sonora della storia, intendevano non che fosse proprio la prima in assoluto, ma era la prima pensata per un film che non era un film musicale, perché i progetti di cui stiamo parlando con i Pink Floyd e gli Who erano progetti legati comunque alla musica, film comunque con un retroscena o una radice comunque musicale, spesso diventavano, come dire, l'alibi per mettere in scena la musica di queste rock band. Qua invece il film doveva essere già grande di suo, i Queen andavano semplicemente a diventare un valore aggiunto, ok? E allora in questo senso avevano ragione. Tra l'altro, signore e signori, col caratterino che aveva Dino De Laurentiis, gli fece vedere i Sorci Verdi ai Queen, della serie che a un certo punto lui stava ascoltando, doveva ascoltare tun 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 tun, Flash, eccetera eccetera, doveva ascoltare il tema di Flash Gordon. Andò in studio di registrazione dove c'erano tutti i responsabili, il produttore, c'erano Brian May che aveva composto proprio questo brano specifico agli altri Queen. A un certo punto Dino De Laurentiis sbianca: no, sicuramente un pezzo grandioso, ma non va assolutamente bene per il mio film. A un certo punto Brian May non si fa prendere quasi quasi a un attacco alle coronarie. Per fortuna poi interviene il regista, no, guarda Dino, non hai capito che linea prenderà questo film, perché il regista e Dino De Laurentiis, il regista di Flash Gordon e Dino, avevano due idee completamente diverse. Per fortuna riuscì a convincerlo della bontà della produzione musicale dei Queen, e invito appunto chi leggerà il libro a leggere tutta la storia della colonna sonora di Flash Gordon, perché è molto interessante, ma a momenti veramente non successe il patatrack fondamentalmente, quindi veramente una cosa molto particolare, epica, anche per la fatica e l'assurdità anche dei tempi di lavorazione di questa colonna sonora, perché ci sono dietro anche direttori d'orchestra che ebbero collassi, cioè una serie di cose micidiali, ma veramente veramente intrigante. E sicuramente una realizzazione interessante, perché essendo un album prevalentemente strumentale, per renderlo meno noioso tra virgolette per il pubblico non abituato alla musica solo strumentale, cosa fecero i Queen? Decisero di inserire all'interno dei brani musicali frammenti dei dialoghi del film. Si sente anche, chi conosce il tema di Flash, Antonio mi darai ragione, chi conosce il tema di Flash Gordon, Flash, si accorgerà che a un certo punto del brano ci sono anche Flash, I love you, cioè si sentono le voci degli attori, di Ornella Muti, degli altri attori del film.
È chiaro, quindi fondamentalmente è veramente una colonna sonora molto particolare, ma la prima è forse l'unica vera colonna sonora completa mai pubblicata dai Queen, perché poi la storia invece di Highlander sarà molto più contorta. E questo, diciamo, è uno dei tanti aneddoti. C'è un capitolo di questo libro dedicato proprio agli aneddoti. Come sei arrivato al di là della passione personale, a ricostruire, quindi a fare una ricostruzione così dettagliata di questi aneddoti? Sostanzialmente tanta ricerca, soprattutto partivo da una serie di parole chiave, cercavo da varie fonti perché temevo magari che le informazioni di seconda mano potessero portarmi su direzioni sbagliate, e allora era un continuo ricontrollare le fonti, setacciare libri, volumi, riguardare documentari in lingua originale tradotti in italiano. Cioè fondamentalmente è stato un lavoro di ricerca dove mi mettevo sempre in discussione ogni volta che pensavo di essere arrivato a un punto fermo e dovevo ripartire da capo perché trovavo un indizio che mi portava, non dico in una direzione completamente diversa, ma deviava rispetto a quello che ero convinto fosse la conclusione a cui arrivava magari quell'aneddoto. Però sicuramente la ricchezza della disponibilità sul web mi ha aiutato tantissimo da questo punto di vista. Anche visto il periodo, comunque non potevi neanche, diciamo, viaggiare, andare a ricercare un qualcosa, quindi ti sei dovuto affidare prevalentemente alla ricostruzione tramite web, visto che abbiamo questi canali che a volte sono, diciamo, negativi, però molto spesso ci aiutano, no? Se li usiamo con la testa. E allora leggiamo un altro passo, quindi hai citato prima i fratelli Marx. Non è improbabile che la scelta di legare l'immagine dell'album ai fratelli Marx abbia influito, almeno in parte, anche sugli arrangiamenti e la timbrica di alcune canzoni, come la celebre Love of My Life. La ascoltiamo? Certamente. Prego. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You remember what this has grown over, and everything's all by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you.
hurry back, please bring it back home to me, 'cause you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Ooh, ooh. Viola Tanca e Gabriele Griva. Diciamo i nomi dei ragazzi che hanno fatto da strumentisti stasera, chi erano gli strumentisti, chi sono i solisti. Ovviamente poi il coro è composto da tanti ragazzi. Allora, abbiamo avuto al pianoforte il maestro Andrea Budroni nella prima parte. Alle percussioni Gabriele Serra. Abbiamo Gabriele Griva alla chitarra. Viola Tanca al basso. E alle voci abbiamo avuto Riccardo Cherchi e Maddalena Boi. E poi in sciallo al pianoforte, e lo sentiremo anche dopo, abbiamo avuto il maestro Valentino Cubeddu. Ok, allora la tua monografia è ricca anche di aneddoti molto divertenti. Lui e Freestone si trovavano a New York e una sera decisero di recarsi in un cinema di Manhattan per vedere il nuovo film di Steven Spielberg, I Predatori dell'Arca Perduta. La pellicola piacque al cantante, tuttavia il suo assistente ricorda che le cose che divertirono di più Freddy non furono quelle che accaddero sullo schermo, ma in sala. Intanto le grida e il lancio di popcorn fra gli spettatori, e poi la bizzarra esclamazione di uno spettatore afroamericano. Una mosca! Quel tipo si è ingoiato una mosca! L'uomo infatti si era accorto che uno dei personaggi del film aveva ingoiato una mosca, una scena che Spielberg non aveva potuto o forse voluto tagliare dal montaggio finale. Mercury si sbellicò letteralmente dalle risate e poco importò se lui e Peter si persero alcuni dialoghi in questi frangenti movimentati. Per il cantante fu comunque un'esperienza positiva. Quindi, diciamo, al di là dell'ironia dell'episodio, c'è anche tanta ironia nella tua monografia, il modo proprio in cui racconti, uno stile brillante, molto contemporaneo, direi. Ho cercato di scrivere questa monografia partendo da quello che aveva detto Freddy poco prima di morire. Lui disse ai Queen: fate della mia musica quello che volete, però vi prego cercate di non rendermi noioso. Allora, chi mi conosce sa perfettamente una cosa: io detesto, se faccio uno spettacolo, un evento, una performance, una forma d'arte, qualunque cosa, detesto l'idea che il pubblico si possa annoiare. Non lo sopporto proprio. Ora, non tutto può essere perfetto, però almeno ci deve essere la buona volontà di rendersi conto che non puoi far venire il latte alle ginocchia a chi ti ascolta, a chi ti legge o quant'altro. Non è una questione di compiacere il pubblico, ma di renderti conto quando c'è qualcuno che ti segue oppure sei rimasto da solo. Perché fondamentalmente io vedo per esempio troppi artisti, anche musicisti, che spesso non si rendono conto che si suonano e si cantano addosso. Lui, un grandissimo batterista. Io, per mia fortuna, non considerandomi un grande artista, posso tranquillamente non stare dentro una torre d'avorio, infischiarmene altamente e seguire quello che dicevano i Queen. E Freddie Mercury diceva: io voglio semplicemente intrattenere il mio pubblico. Poi dopo mezzo secolo si continuano ad ascoltare ancora le loro canzoni, per carità, quindi evidentemente là l'arte c'era,
ma mi accontento di lasciare alle persone, almeno allo stato attuale, io spero una bella esperienza. Io giro per le classi quando faccio l'attività promozionale per il mio coro, giro per le classi e dico una cosa molto importante ai ragazzi: ragazzi, non fidatevi quando si avvicinano per dirvi bel concerto, belle voci, bella musica, probabilmente non gliene può fregare meno e non vedevano l'ora che il concerto finisse. I veri complimenti sono altri: mi avete emozionato, mi avete toccato il cuore, mi avete acceso una luce, mi avete cambiato la giornata. Questi sono i complimenti che mi piace sentire. Mi piace vedere la gente commossa, colpita, stupita. Mi piace che la gente esca dai concerti che faccio, o spero anche dalla lettura di questo libro, pensando di aver fatto un'esperienza memorabile. Questo mi interessa. Non importa se poi in questo momento magari non ci arrivo. Chissà, magari non ci arriverò mai, ma almeno l'intenzione ci deve essere. L'idea di ricordarsi che dall'altra parte c'è qualcuno che legge, che ascolta, che vede. Sì. Magari facciamo un applauso. Ci sta. Allora, siccome appunto non vogliamo annoiare e vogliamo che il pubblico da solo si faccia un'idea, no? Di questo libro, e quindi ringraziamo ovviamente Aldo Addis della libreria Koiné, che si occupa di tutta una parte importante, no? relativa ai libri, e ringraziamo anche Angelo della casa editrice Arcana. Sì, Angelo è praticamente il responsabile dell'ufficio stampa dell'Arcana. Ci sono nel mio libro in realtà diversi ringraziamenti agli esponenti dell'Arcana che hanno creduto in questo testo, ma non peraltro, sarò sincero, io ho alle spalle diverse pubblicazioni come raccolte poetiche, sillogi e poesie inserite in varie opere, però si tratta di testi poetici. Tra l'altro adesso mi sono scordata di dire, Vincenzo ha vinto anche diversi premi come poeta, cioè non è uno scrittore arrivato così, nel senso lockdown quindi uguale scrivo un libro. No, Vincenzo è un autore di poesie che hanno avuto anche dei riconoscimenti importanti, come ad esempio il premio Quasimodo e tanti altri. Sì, sono arrivato due volte finalista al Quasimodo, un paio di volte al Federiciano. Quest'anno è stato un anno diciamo un po' benedetto per me, perché sono arrivato praticamente a ottenere numerosi premi alla prima edizione del Dostoevskij, del Premio Internazionale Dostoevskij. È stata una bellissima esperienza per me, molto gratificante, e poi negli anni passati ho avuto diciamo altri riconoscimenti. Il problema è che parlava giustamente prima Marcella del famoso mercato, del fatto che ci sono a volte più scrittori che lettori. Questo è assolutamente vero nell'ambito della poesia. Nell'ambito della poesia si fa veramente fatica, grossa fatica, a trovare pubblicazione che non sia una pubblicazione che ti devi pagare tu, perché sostanzialmente se vuoi una pubblicazione di solito in quell'ambito devi anche acquistarti le prime copie, c'è poco da fare. Ma a questo proposito, ripeto, io mi sento un privilegiato perché stavolta qualcuno, una grande casa editrice, ha creduto in me e non c'è un'intenzione di starci dentro perché non vogliono rischiare, al contrario stanno investendo, stanno rischiando, stanno credendo in quest'opera, e il fatto che sia una delle più antiche e importanti case editrici nazionali, come ha ricordato Marcella, mi inorgoglisce, perché comunque già questo è un bellissimo risultato. Io penso che stasera tra il pubblico ci siano tanti appassionati dei Queen, di Freddie Mercury, quindi magari chiediamo se qualcuno di voi ha qualche curiosità, vuole fare qualche domanda, magari si avvicina e gli passiamo il microfono, e ovviamente sia Antonio Lucchi sia Vincenzo. Niente, silenzio. Ancora, lo so che avendo uno stipendio da insegnante pensate che io sia alla fame, ma non vi garantisco che ancora non mi nutro di carne umana, per adesso. Niente, allora diamo spazio alla... Eccola. Stavo pensando, no? Ma perché proprio i Queen? Perché non un'altra? Cioè, ci stanno tantissime band, perché proprio i Queen? Da dove ti è nata questa idea? Perché
proprio loro. Cioè, capisco che sono davvero fantastici, sono unici, però perché loro? Questa è la mia domanda. Sei un grande. Allora, Ginevra, intanto ti ringrazio per la domanda. Beh, in realtà la risposta... Come tu pensavo per il sei grande? Sì, grazie anche per il sei grande, assolutamente. Allora, guarda, in realtà la risposta si trova paradossalmente alla fine del mio libro, nel senso che nella parte finale, nelle conclusioni, io racconto praticamente della mia infanzia e racconto di come proprio 30 anni fa, circa 30 anni fa, gli anni in cui praticamente Freddie Mercury stava per morire o era appena morto, in quegli anni io avevo iniziato a scoprire i Queen con delle audiocassette. In particolare le mie zie mi avevano procurato le cassette dei Greatest Hits 1 e 2, ok? E c'era un brano in particolare su cui la mia attenzione cadeva sempre ed era Who Wants to Live Forever, quello che abbiamo sentito in apertura. E quel brano mi portava letteralmente, grazie probabilmente alla commistione fra le voci di Brian May e Freddie Mercury, la chitarra di Brian, l'arrangiamento orchestrale, i cori, il tono epico del brano, tutto questo mi portava letteralmente come in un altro mondo, in un'altra dimensione. Cioè c'erano quei brani, era uno di quei pochi brani che io ho avuto modo di vivere nella mia infanzia e nella mia adolescenza, che letteralmente mi portavano altrove. E io ho legato molto la musica dei Queen ai miei ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza, ma ti faccio un altro esempio, e anche questo si trova nelle conclusioni. Non so, ricordo le mie estati, negli anni 90 io, come dire, mi reputo fortunato perché ho vissuto gli anni 90 da adolescente, da giovane adulto. Negli anni 90 tutto sembrava più bello, più luminoso, c'era ancora speranza, non si parlava di terrorismo, vortex, cataclismi, cambiamento climatico come Covid. si parla adesso. Come? Covid. Non si parlava. Covid, pandemie o cose, cioè fondamentalmente era un'epoca, è inutile negarcelo, un'epoca più serena, più positiva e tutto sembrava più bello, più colorato, le estati sembravano lunghissime e in queste estati, soprattutto nei primi anni 90, io ho un ricordo preciso della musica, anche delle mie prime esperienze ad esempio in discoteca. Mi ricordo Living on My Own nella versione remixata degli anni 90 che portò postumo Freddie Mercury a raggiungere la prima posizione in classifica da defunto. E però quel brano mi ha accompagnato per tutti gli anni 90 nelle mie estati e io non ho potuto fare a meno che fare un 2+2, cinema, amo tantissimo, musica da cinema, Queen, e allora ho pensato a quello che, perdonatemi se me ne vanto, ma è la prima monografia al mondo che parla del rapporto fra i Queen e il cinema. Pensavo che fosse una cosa talmente scontata e poi vado a scoprire, grazie anche alle ricerche che abbiamo fatto con Marcella, che nessuno ne aveva mai parlato fino ad ora. E allora ho detto, benissimo, lo farò io. Punto. Ma poi posso dire che tu sei veramente un appassionato dei Queen, perché un giorno mio nipote stava creando con il DAS un orsacchiotto e a un certo punto si è avvicinato con curiosità a Vincenzo, che stava scrivendo ovviamente sul divano, e ha iniziato a creare una statuina, inizialmente le gambe, e a un certo punto, e mi dispiace non averla stasera, prossima volta la porterò, esatto, ha creato con il DAS una statuetta di Freddie Mercury, che è incredibile, cioè io sono rimasta sconvolta, mio nipote sconvolto, e quindi insomma la passione è vera, esiste. E allora... Non fidatevi, in realtà li ho pagati tutti quanti, questa è la verità. Dai, passiamo alla musica, chiudiamo? E allora vi ringraziamo ovviamente, ringraziamo Antonio Lucchi, ringraziamo Vincenzo, l'autore, ringraziamo tutti voi ovviamente. Siamo qua, noi ovviamente ci tratteniamo perché lui si tratterrà perché per il firmacopie, quindi avvicinatevi poi da Vincenzo
Ringraziamo il presidente, il direttore del conservatorio per averci accolto così calorosamente, no, questa sera. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti, grazie ad Antonio, Marcella, Manuela, grazie a Aldo Addis naturalmente. Aldo, sì. Ci lasciamo qua con la musica. Invito naturalmente i nostri strumentisti e solisti a prendere posto sul palco e vogliamo chiudere con il pezzo, questo ve lo voglio dire, il brano non molti lo sanno, non tutti, ma questo brano che voglio far cantare ai ragazzi e suonare ai ragazzi è il brano forse a cui Freddie Mercury teneva di più, la canzone fra quelle che lui ha scritto, perché lui è l'autore del testo e della musica di questo brano, la canzone secondo lui che più lo rappresentava. E quindi sono molto felice di poter chiudere con questo brano, perché probabilmente qua dentro c'è tutta la sua anima. Quindi non lo annuncio, lo sentirete. Approfitto naturalmente, i solisti abbiamo già conosciuto gli strumentisti, Riccardo Cherchi lo conosciamo, Guido Pompedda, il nostro solista all'esordio.
Grazie a tutti e una buona serata. Sono qua per il firmacopie. Grazie a voi.